hanno aperto recinzione esterna, dopodiché sono entrati dentro e ci hanno rubato che sia il furgone con tutta l'attrezzatura nostra che utilizziamo per le imprese edile, per le costruzioni, che era naturalmente pronta per il lunedì mattina. È iniziata da qui, da via Schiavonesca Vecchia di Volpago, la folle notte di una banda di criminali che probabilmente stava organizzando un maxi colpo nell'Interland trevigiano con bersaglio l'azienda Pinarello, simbolo delle bici made in Treviso. Sono le 2, la famiglia Fodolovic sta dormendo in casa, Mustafa con la moglie al primo piano, il figlio Edis nel seminterrato, con lui anche i 2 cani. Nessuno sente nulla, sono i carabinieri a tirarli letteralmente giù dal letto alle 5 del mattino, dicendo che il camion della loro azienda di costruzioni era stato trovato impantanato nei campi a ridosso di Viale della Repubblica Villorba, 15 chilometri più a sud. È qui che si precipitano padre e figlio, davanti ai loro occhi c'è però un quadro in evoluzione decisamente inquietante. Vediamo un carro attrezzi molto grande sul lato destro e pensavamo che fosse venuto per il nostro furgone, ho detto non può essere. Giriamo all'interno e c'era un'altra pattuglia dei carabinieri e un tir targato Brescia che era stato rubato. L'ipotetico svolgimento dei fatti è che loro fossero lì col nostro furgone e con il tir. Magari volessero entrare da Pinarello, un vigilante si è passato, li ha visti, sono stati inseguiti e sono scappati verso i campi dove si sono incastrati. Insomma, il colpo dei Fodolovic sembra il tassello di un mosaico criminale più ampio, dove nel mirino c'erano le rinomate bici del gruppo trevigiano, più volte oggetto di raid anche nel recente passato. Non solo, il tir rubato a Brescia con tanto di autogru forse doveva essere usato come ariete. Su questo però i carabinieri mantengono il più stretto riservo. Di certo, se il furgone di Mustafa è stato trovato, non è così per gli attrezzi posizionati sul cassone, materiale edile per 20.000 euro, utilizzabile, questo è il punto, anche per compiere altri scassi. A Volpago i ladri sono entrati pure nel magazzino, lasciando una traccia video del loro passaggio. La telecamera è stata girata verso il basso e il filmato fa vedere che lui quando entra vede che c'è il suo riflesso sulla macchina e si gira di schiena, per cui non si capisce neanche chi possa essere. Intanto Mustafa, da 30 anni nel Montello e nel mondo dell'edilizia, da un lato ringrazia i militari dell'Arma per essere intervenuti subito, dall'altro non nasconde la propria amarezza. A sostenerlo c'è Edis. È un po' triste per me giornata, cioè nel senso non si aspetta mai, rimaniamo sempre scioccati, increduli a quello che succede. Per fortuna nessuno si è fatto male, chi lo sa cosa avevano in mente e cosa volevano fare con questa roba qua. E è pesante vederlo così perché so quanto duramente lavora e quanto mi ha sostenuto nello